Buongiorno a tutti, bentrovati. Siamo in compagnia del Circolo Sardo di Brisbane in Australia con i nostri amici che ci seguono oltremare, dall'altra parte del mondo. Sono lieto di essere stato invitato. Oggi parleremo della Sardegna antica. Sarà una serata in cui potremo sentire la conversazione sia in italiano sia in inglese. Direi che saluto e ringrazio anche Luana che farà da interprete a questa serata. Ciao Luana. Hello, everybody. Iniziamo il nostro viaggio nell'antichità. Okay, let's begin now. Let's go. Allora, iniziamo con questa immagine di in Sardegna. Vediamo il nuraghe maestoso di Barumini su Nuraggi e da qui iniziamo il nostro viaggio. So we'll start our journey through the ancient civilization and culture of Sardinia. We start by looking at this picture of Sunuraji in Barumini, which is one of the most majestic nuraghi in Sardinia. Il primo periodo in cui troviamo tracce della presenza umana in Sardegna è il Paleolitico, l'età della pietra scheggiata, in cui troviamo degli strumenti adatti alle attività quotidiane dei cacciatori, dei raccoglitori. Preparavano queste pietre che si chiamano chopper e le utilizzavano per le loro attività di caccia e per la lavorazione delle carni e delle pelli. So in this image, in this slide, we can see how the first inhabitants of Sardinia used to create their working tools. These are chopped stones. In fact, they're called chopper. And these first inhabitants were in Sardinia in the Paleolithic already. In questo periodo si lavorava all'interno delle comunità, c'erano piccoli gruppi umani che lavoravano in collaborazione fra loro, si spostavano nel territorio e utilizzavano tutti gli strumenti che avevano per la loro vita quotidiana. These first communities, they were based on egalitarian, on an egalitarian system. So there was no hierarchic structure. There wasn't a leader, and everybody contributed as they could to the wellness and the surviving of the community. And they were hunters and gatherers. Gli strumenti che utilizzavano sono delle schegge, dei piccoli strumenti che si utilizzavano per la caccia, per la raccolta. Qui vediamo alcuni esempi in cui le frecce sono realizzate con delle punte in selce, perché questo è il materiale più comune in quell'epoca. So in this slide, we can see some of the tools that they use for their daily activities, and we can see some spears, and some arrows, and the material is flint, because this was the most common material that they could find. Per tantissimi millenni le popolazioni non hanno cambiato le loro abitudini di vita, quindi diciamo che questi primi strumenti che sono stati trovati intorno al 250, risalgono al 250.000 avanti Cristo e procedono inalterati, cioè con le stesse tipologie,
fino a circa il 30.000 avanti Cristo, periodo in cui troviamo delle novità. So these first inhabitants of Sardinia, well, in general, they kept the way of living, so this lifestyle, starting 250,000 years before Christ until 30,000 years before Christ. And then at that point, so 30,000 years before Christ, there have been some changes. Iniziamo a trovare, a partire dal 30.000, 25.000 avanti Cristo, delle tracce differenti. È una popolazione, una serie di gruppi di persone che si spostano e arrivano in Sardegna per frequentarla in maniera più massiccia. Si insediano lungo le coste e cominciano a lasciare delle tracce importanti. Fra queste troviamo i primi indizi delle popolazioni stabili che si fermano in Sardegna e hanno un culto dedicato alla Dea Madre. Okay, so these changes that started to happen 30,000 years or 25,000 years before Christ, saw the settlement of some kind of communities along the coasts of Sardinia, and we know that there've been this settlement because we found some so the cult, like the cult of mother goddesses. So this cult is represented by these statuettes. Ok, allora queste persone che vivono in Sardegna stabiliscono questo culto importante della Dea Madre, che è già conosciuto comunque in Europa e nel vicino Oriente. Già vediamo in questa immagine delle statue della Dea Madre, dove non è importante rappresentare il volto della Dea Madre, la faccia della Dea Madre, ma il corpo nel suo momento in cui sta per partorire e quindi sta per dare la vita. L'umanità capì che la donna era importante per il suo processo di trasformazione da fanciulla a donna in grado di dare la sopravvivenza alla specie, per poi ritornare fanciulla, una metamorfosi che, come vedremo, poi l'uomo legherà alla luna. As we can see in this slide, there are many different kind of statuettes, and they represent a pregnant woman. So this woman in every statuette hasn't got a face, because it's not important to identify, to symbolize one woman, but it was womanhood in general that wanted to be symbolized. And so they are pregnant women because they wanted to represent the metaphor and the how to say that come hai detto papi, la con la M, la metamorphosis, so the metamorphosis, okay. so the transformation of woman. Sorry, I couldn't remember. So the metamorphosis of the woman who, when she gets pregnant, she changes completely and she creates life. So they started to have the cult of this magnificent power of women, and they started to link it to the moon cycle with all the moon phases. In questo periodo vediamo questa rappresentazione che c'è in basso a destra, vedete questa roccia in cui c'è scolpita in basso rilievo una donna che ha la mano sinistra sul ventre e la mano destra regge un corno di bisonte a forma di falce lunare, quindi di luna crescente, in cui sono segnate 13 tacche, che sono
le fasi della luna, i 13 giorni di luna crescente e i 13 giorni di luna calante. Poi ci sono i 2 giorni di luna piena e luna assente che formano i 28 giorni del ciclo lunare e sono proprio i 28 giorni del ciclo anche femminile. Quindi questa statuina ci rappresenta il legame che c'era fra la donna e la luna, già conosciuto in epoca preistorica. In the picture on the right, bottom right of the slide, you can see a craved woman, again without a face, and so with her hands, so she's got her right hand on her belly, and with her left hand she's holding buffalo horn, and which is crescent moon shaped. And in this moon, there are 13 horn. There are 13 vertical lines, and they represent the 13 days of crescent moon, and then 13 days of waning moon, and we need to add to this the full moon day and new moon day, and this makes the 28 days moon cycle, which is the same as the fertility cycle of women. Ok. Si è interrotto il collegamento, io qui Ci non siamo. vedo. Comunque Here. procedo con la prossima immagine. Also, the vase that you see on the top of the slide, it represents pregnant woman. So the vase is rounded because it needs to represent the womb and the belly of a pregnant woman. And as the vase is made to protect food, and it's kind of mysterious because you cannot see what's inside, then the same happened for the pregnant women. Let's see if my father is back. I'm not sure. Scusate. Yeah, you are again. Okay, that's it. Ok, allora You're aspetta back. che... Questa è la prima statuetta conosciuta in Sardegna, risale al 15.000 a.C., è la Venere di Macomer e come possiamo vedere anche in questa sono presenti i caratteri della donna incinta, della donna in grado di dare la vita, ma potrete notare la testa in cui non è presente un volto umano, ma c'è la rappresentazione di un animale che esisteva in Sardegna in quell'epoca, che vedremo nella prossima diapositiva. So this is the first statuette of Venus. This is the Venus found in Macomer in the north of Sardinia. And it's dated 15,000 years before Christ. And as you can see, also this statuette doesn't have a face, actually doesn't have a human head at all, but the head is a prolagus, which is a kind of a rabbit that used to live in Sardinia in that age. And it was a very fertile animal, so that's why they decided to use it. And this is the prolagus. Ecco, qui lo vediamo il prolagus, vedete, è un coniglietto, un animale che l'uomo aveva catturato in abbondanza nel passato perché pare fosse molto buono da mangiare e appunto è un animale che si riproduce con molta frequenza, quindi gli studiosi pensano che questo fatto abbia colpito l'uomo e quindi in segno di auspicio di fertilità per avere molti figli, questa dea madre
dovesse in qualche modo essere legata a questo Prolagus. So being a very fertile animal, it was chosen to kind of evoke fertility and abundance. Allora, è proprio in questo periodo che risale la prima traccia umana in Sardegna di presenza stabile all'interno di 2 grotte della Sardegna, a Oliena e anche a Cheremule. Sono state trovate delle piccole ossa, quindi resti umani, abbinati a resti di pasto, quindi abbinati ad animali e a tracce di lavorazione proprio del periodo fine paleolitico, e quindi possiamo dire che è in questo momento che l'uomo diventa sardo, ossia residente in Sardegna. Possiamo far risalire la prima presenza stabile in Sardegna intorno al 18.000-15.000 avanti Cristo. Okay. So around 18,000 and 15,000 years before Christ, we can locate in time the first settlements in Sardinia. So we said before they were just hunters and gatherers, so they moved, they were nomadic. And now we started to see some beginning of settlement. And how do we know that? We know it because we found, together with some human remains, also working tools and food leftovers. This means that they were actually staying in a place. È importante segnalare che intorno al settimo millennio avanti Cristo, quindi 9000 anni fa, la Terra, il nostro pianeta, fu colpito da una serie di eventi climatici che comportarono gravi problemi per la sopravvivenza. C'erano tempeste, c'erano uragani, e quindi l'uomo riusciva a malapena a sopravvivere riparandosi appunto nelle stagioni problematiche all'interno di grotte, per poi aspettare il bel tempo per le battute di caccia e per andare insomma a cercare la sopravvivenza nel territorio circostante. During the 7th millennium before Christ, the weather was horrible. There were thunderstorms and hurricanes. So humans decided to take shelter inside the caves and to stay there until outside was so the weather was favorable to go hunting and foraging. So that's why we now start seeing and they found many human remains and evidence of human activity inside the caves because they were taking shelter in them. Nelle prossime diapositive vedremo alcune di queste grotte. Sono dei rifugi, sono dei luoghi insomma in cui l'uomo è riuscito a superare questi eventi cataclismatici e per circa un millennio troviamo delle tracce esclusivamente nelle grotte. In particolare vedremo la grotta Corbeddu di Oliena, che è questa nella slide, e poi vedremo la grotta Sugarroppu di Sirri, che si trova nei pressi di Carbonia. Sono luoghi in cui sono state trovate ossa umane, resti di pasto, quindi resti di Prolagus, di cervo e di altre specie che vivevano in Sardegna, e iniziavano a comparire resti di utensili, quindi piccole punte di ossidiana, piccole punte di selce, raschiattoi e tutto ciò che poteva servire appunto per la vita quotidiana.
Okay, so in this slide and in the following ones, we will see some of these caves because so archaeologists understood that they were very important because in the caves, all the food leftovers, human remains, and the working tools, they were kept safe as of soil, of debris that started to layer up. So in Oliena we have one cave, and another cave has been found and explored in the southeast of Sardinia. And here we can see the stratification, the different layers in which archaeologists found again much evidence of human life. Naturalmente queste grotte sono visitabili. And everybody can visit these caves. They open to the public. Ecco, dopo quella di Oliena, qui vediamo la grotta. This is the one in the south of Sardinia. The other one was Nei pressi rather di Carbonia. in the north. Era una piazza che era frequentata, vedete, all'esterno dalle persone che svolgevano le attività quotidiane, però sicuramente veniva riparata con dei tronchi per poter essere vissuta anche all'interno quando la stagione climatica era problematica. So as you can see, there's a wide entrance to the cave. So most likely, the inhabitants of this cave, they used some kind of wooden protection. But of course, being wood an organic material, we don't have any trace of it. I materiali trovati all'interno di queste grotte sono come vedete delle piccole punte di freccia e di lancia in ossidiana e in selce, e inizia a comparire per la prima volta in Sardegna la ceramica. Quindi sappiamo che nel settimo millennio, alla fine del settimo millennio avanti Cristo, i sardi iniziano a produrre ceramica per poter contenere i resti, diciamo, alimentari e per poterli conservare nel tempo. So why is that important to discover and to study what's inside this cave? Because we found these little obsidian spears, but also the first ceramic evidence. So at the end of the 7th millennium before Christ, ceramic started to appear in Sardinia, and it was used by people to keep their food. Arriviamo così al VI millennio avanti Cristo, periodo nel quale il clima diventa più favorevole per la vita e quindi le comunità possono sfruttare meglio l'ambiente e cominciare a riunirsi in gruppo. So eventually in the 6th millennium before Christ, the weather became more favorable again to human beings. So they started to settle, to create communities, and in this period there was the process from a hunter-gathering lifestyle to productive economy. So they started to cultivate crops and plants, and they started to domesticate animals. Ed è proprio nel VI millennio avanti Cristo che una materia prima importantissima per la quale in Sardegna c'è un grande giacimento sul Monte Arci viene sfruttata e trasportata oltremare, come vedete nella zona rossa di questa cartina.
l'ossidiana sarda si trova anche in Toscana, Liguria, nel sud della Francia e arriva fino alla pianura padana. So in this period, the Sardinians started to use and work the obsidian, and the main source of obsidians are on the mountain called Monte Arci, which is an old volcano. It's not active anymore, and they started to trade obsidian. So of course you can see how the Sardinian obsidian is also in the north of Italy. And in this way, by trading obsidian, they started to intensify different community interactions. Tutto questo fenomeno, che si chiama rivoluzione neolitica, comporta che le popolazioni del vicino Oriente, quindi della Mesopotamia, della città di Byblos, che praticavano già l'agricoltura e l'allevamento, ossia la domesticazione di piante e di animali, iniziano a muoversi verso il Mediterraneo occidentale, trasportando i semi già pronti e gli animali diciamo d'allevamento, che sono suini, ovicaprini e bovini, li portano verso l'Occidente e così inizia la fase dell'uomo che si chiama produzione. Dall'uomo predatore abbiamo l'uomo produttore, e questo è segnato dalla ceramica cardiale, che adesso andiamo a spiegare. Okay, so these new favorable weather conditions allowed people to move again and to exchange their goods and their technologies. In fact, now we can see in this map, we can see that from the Middle East, new ideas, new technologies, and seeds and animals started to move and come to the western part of Europe. And in this way, so in the Middle East, production of seeds and agriculture and breeding of animals had already taken place earlier on. So they basically brought these technologies to the western part of the Mediterranean. And this is also represented by the spread of this ceramic. It's called cardium ceramic because it has been, so the decoration has been made by impressing the seashell that you see on the bottom left picture on the slide in the ceramic. Sì, appunto questa è la conchiglia che si chiama cardium in basso a destra, che è quella che si usava per imprimere il disegno nella ceramica. Tu, Luana, l'hai già detto. Vediamo qualche altra grotta di questa nuova fase, che è quella dell'allevamento delle prime fasi di agricoltura. Siamo ad Alghero, nella Grotta Verde di Alghero, in cui troviamo delle ceramiche che ci testimoniano già l'utilizzo di queste tecniche di agricoltura e allevamento, perché iniziamo a trovare le prime tracce dell'uomo che pratica questa attività. Le forme ceramiche sono differenti. So this is another cave in the north west of Sardinia, close to Alghero. And in this cave they found many ceramics. So this is a proof that now basically agriculture took place in Sardinia and a new lifestyle had begun. Queste sono appunto le nuove forme. Come notate, i vasi hanno delle forme particolari. In questa grotta abbiamo trovato anche dei personaggi graffiti nelle pareti
E guardate il vaso che c'è a sinistra al centro, quello che ha le anse, quindi le prese, che hanno la punta verso l'alto. Bene, in questa punta è stata rappresentata la Dea Madre, quindi abbiamo una testimonianza della loro religiosità legata alla Dea Madre attraverso questa piccola dea scolpita nelle anse del vaso. So in this cave, Grotta Verde, the archaeologists found some graffiti on the walls, and they also found these vases, these ceramics. And if you have a look at the vase that is should be on your right, and is the central picture, central image. There are the two handles of the vase, and on top of them, if you look closer, you will see the Mother Goddess has been carved on the handle of this vase. Questa è un'altra grotta che si trova fra Macomer e la grotta Filiestro, con le tracce che risalgono al V millennio a.C., e vediamo che anche qui le forme dei vasi iniziano a diventare eleganti. So the cave we've just seen is located just in the same area as the one we saw before. And in this cave, they found similar vases, and we can notice how elegant the shape is. So it means that they are becoming more and more expert in pottery. Questa è l'ultima grotta che vediamo prima di passare alle fasi successive. Siamo sempre nel territorio fra Bosa e Macomer. Questa grotta si chiama la Bocca del Pipistrello, in sardo Saucca e Sudintirriolu. All'interno di questa grotta, scendendo nella profondità, è stato scoperto un torrente, un ruscello, quindi c'è la presenza di acqua molto buona, che è quella che continua ad alimentare la zona di Macomer. So this is the last cave that we will look at for today, and it's called the Mouth of the Bat. And there is still water in this cave, and the reservoir of water is the one that actually is used in nowadays in the city of Macomer. E questi sono i reperti trovati proprio all'interno di queste grotte, delle grotte di questa fase di vita. Si chiama cultura Bonu Iginu, e la terracotta presenta, quindi le anfore presentano dei disegni legati al mondo animale. Vediamo in questa anfora in alto sulla destra, nelle anse c'è la rappresentazione di un bovino, e anche nella pancia del vaso si notano due crescenti lunari che sono la forma delle corna del toro, che in questo periodo cominceremo a vedere rappresentato anche all'interno delle Domus de Janas, dove sono sepolti i defunti che tengono in mano le statuine della Dea Madre. So in this new age, so culture actually, in the 5th millennium before Christ, the Bonu Iginu culture began. And we can see that there are differences in the and transformations in the decorations of the vases. For example, now in the vase on the top right image, the one with a black background, we can see that on top of the handles of the vase, there are two either bulls or oxes. And because now bull began to be as a symbol of fertility as well, together with the Mother Goddess.
So we have the feminine and the masculine together. And as you see, there are two crescent moon as well on the vase, but they could also be the bull horns. È proprio intorno al 4000 a.C. che iniziamo a trovare degli strumenti legati all'agricoltura intensiva, all'orticoltura, cioè delle zappe, degli arattri, diciamo, primordiali con i quali rendevano più fertile la terra, e quindi possiamo dire che nel 4000 a.C. i sardi praticavano l'agricoltura in maniera abbastanza efficace. Okay. From the fourth, from 4,000 years before Christ, so we can say that Sardinians started to practice intensive agriculture, because now the working tools that have been found, they were not only for hunting but also for so they were agricultural working tools. Ecco appunto alcuni strumenti di lavoro. Siamo nel Neolitico, siamo passati dal Paleolitico al Neolitico e compaiono delle falci, delle zappe e degli strumenti per l'agricoltura. And these are some of these working tools for agriculture. For example, some sickles, and the stones are also different. They're not chopped anymore, but now they are smooth. Eccone altri, e per la prima volta compaiono le forme ceramiche aperte. Non sono più solo dei vasi, ma sono dei piatti, delle diciamo pentole aperte, dei tegami, ecco, possiamo chiamarli così, in cui si potevano anche consumare i cibi. Inoltre troviamo le macine e i pestelli, che sono gli attrezzi appunto per lavorare le granaglie e per farle diventare farina. So, as you can see, now they started to create not only vases to contain the food, to keep the food and preserve it, but also plates. So they opened their ceramics and they starting to use them for actually eating, not just for preserving the food. Luana, il braccialetto va nel tavolo e si sente il rumore. Sorry. Allora, qui iniziamo una fase nuova in cui i defunti non venivano più lasciati nelle grotte oppure, non so, forse all'aperto, ma venivano realizzati delle vere e proprie grotte artificiali, che noi chiamiamo Domus de Janas, in cui all'interno venivano sepolti gli uomini. Sono realizzate con le pietre, non c'era ancora l'uso del metallo, quindi scavando con picconi di pietra realizzavano questi edifici. Nella prossima slide vi parlerò di un'interpretazione che è stata data all'uomo che veniva sepolto all'interno. Okay, in this slide we can see the first carved hypogeum. So before this kind of new structure, the dead were buried inside the caves where the living people were actually living. Now they decided to bury them outside, so in another place. So they separated the living space from the death space. And they created, they carved in the rocks these new hypogeum, these new burials. And in the next slide, we are going to talk about hypothesis of a ritual that talks about seeds and rebirth. Questa è la Domus di Putiffigari, si chiama Sincantu,
come potete vedere, è fatta in maniera simile a ciò che dovevano essere le capanne dell'epoca. Vedete il tetto con le travi di legno a doppio spiovente, quindi a capanna, anche una colonna. In questa domus ce ne sono due, qui ne vediamo una, ma poi nei muri ci sono decorazioni che fanno vedere delle false porte. Al centro sul pavimento vedete forse un focolare o forse un bacile per l'acqua, quindi una serie di rappresentazioni in cui era vista un'altra vita del defunto. E qui entra in gioco il ciclo dell'agricoltura. Così come nell'epoca dell'agricoltura si piantava il seme nel ventre di madre terra per poi vederlo rinascere e dare i suoi frutti e poi morire nuovamente per poi risorgere, il ciclo dell'agricoltura è questo, possiamo pensare che allo stesso modo i defunti venivano sepolti nel ventre di madre terra in attesa della risurrezione dell'anima o di vivere un'altra vita. Venivano date delle offerte anche alimentari all'interno di queste domus perché si pensava a una vita oltre la morte. Okay, this is an example of Domus de Janas. That, by the way, it means fairy, fairy house. So the Domus de Janas, they look like real huts. As you can see, they have the roof as it was made by wooden in the real huts, in the huts for the living people. And there are columns and there are false doors. Furthermore, at the center of this Domus de Jana, we can see something that could have been a fireplace or maybe a water storage, as there was definitely one in the real houses of the living human. And in these Domus de Janas, when archaeologists found food like grave goods and some food offerings because, and here we link to the agriculture, as the man was putting the seed and seeding in the ground, in the soil, and then they saw the plant blooming, and then they could now, since they were settled, they could now see the whole cycle of nature, of birth and death and rebirth. So basically now we can think that probably this is what they wanted to do with their relatives, with the deceased relatives. So they were basically seeding them in the ground again. They were giving food offerings and good and grave goods. So as an auspicious for rebirth. Ecco appunto la sepoltura come avveniva. Si scavavano queste grotte artificiali, quindi nel sottosuolo, e si inseriva il defunto che in mano teneva una statuina della Dea Madre. Erano in posizione fetale, coricati quindi su un fianco, e vicino a loro abbiamo trovato il corredo funerario. This is another example of a Domus de Jana, of a hypogeum, and the deaths were laid on one side as they were sleeping, and they were buried with grave goods, and they were holding in their hand a mother goddess statuette. So the major symbol of fertility and procreation and rebirth. Eccole le nostre statue della Dea Madre, sono delle statuette molto eleganti, ben rifinite, sono le più belle statue della Dea Madre, ne sono state trovate tante
nelle Domus de Janas. Questi sono alcuni esempi. And these are a few examples of our Sardinian mother goddess statuettes, and many of them have been found in the hypogeums. All'interno delle Domus de Janas troviamo anche la rappresentazione del toro, o forse, vedete, le corna sono a crescente lunare, come avevamo visto precedentemente con quella donna che teneva il corno di bisonte a forma di falce lunare. È la rappresentazione della fertilità in cui compare un animale che è il toro, il bue, che accompagnava il lavoro dell'uomo da vivo, poi quando moriva potevano essere sfruttate le carni, ma il bovino viene diciamo associato alla divinità maschile, e nelle Domus de Janas abbiamo quindi la forza generatrice del toro e il ventre della Dea Madre, un accoppiamento che garantiva la rinascita e diciamo il ciclo della vita. So the bull cult is can be seen also in this slide, because on the wall you can see the symbol of the bull's horns, but that could also be a moon, a crescent moon. So here we have the symbol of the women fertility and fecundity, and the symbol of the virile force of the bull, which is the masculine force. So together, of course, they create life. Ancora l'interno di un'altra Domus de Janas. This is another Domus de Jana. E nel momento in cui in Sardegna, intorno al 3500 a.C., si passa dall'età della pietra alla prima età dei metalli, che è l'età del rame, compaiono delle nuove sepolture, non più tombe scavate nella roccia, ma compaiono delle tombe costruite. Quindi l'uomo si procurava delle lastre in pietra e realizzava il sarcofago per il defunto. So around 3,000 years before Christ, we are in a period like a late Stone Age and early Copper Age, and we can see that human beings started to build their burials on the ground. So they stopped, or at least they changed the way they created the tombs. So they're not carved anymore in the rocks, but they are built. In questa fase compaiono in Sardegna delle società in cui abbiamo dei capi, e queste sono delle tombe molto importanti. Ciò che abbiamo trovato dentro, come questa coppetta in pietra realizzata, vi ricordo, con strumenti di pietra, quindi è sottile come un'ostia la sua superficie, e quindi siamo davanti a dei personaggi che spiccano nella società e hanno un ruolo importante. Vengono sepolti nelle tombe a circolo, che adesso vi farò vedere nella prossima diapositiva. In this phase, we start seeing the emergence of leading figures in the community. So at the beginning of this talk, we said that the communities were organized on a egalitarian, like they had an egalitarian community, and now we start to see some leading figures, some leading personalities, and they were buried in these built tombs. And on the bottom of this, at the bottom of the slide, you can see a vase, and this vase is made of stone and is made by
stones, are working with stones, and it is as thin as a host. It's very, very thin, and this is a proof of the high, how do you say, like high civilized development. Queste sono le tombe a circolo, quelle che abbiamo visto prima, e proprio al centro, vedete, ci sono i sarcofagi, cioè i contenitori del defunto che rimaneva lì col suo corredo preziosissimo. This is a flying image of this circle grave. And so there are these circles of these concentric circles of stones. At the center, there is the dolmen, the structure, the tomb itself, where these leading personalities were buried. Adesso vediamo invece gli edifici per i vivi. In Sardegna, nel nord Sardegna, nei pressi di Sassari, abbiamo uno splendido tempio in cui vediamo la rappresentazione di una piramide a gradoni. Ciò che colpisce è l'epoca, perché fu costruita intorno al 3000 a.C. e le frecce rosse indicano sulla sinistra un menhir posto al fianco della rampa, una rampa di 40 metri che porta verso l'altare, mentre sulla destra abbiamo una tavola d'altare dove sono state scavate delle coppelle in segno di fertilità. Questo edificio risale a 5.000 anni fa. Okay. In the previous slides, we talked about the places for the deceased people. Now we talk about the one for the living people. And this was a temple, and it looks like a stepped pyramid. And it's got a very long ramp. It's 40 meters, I think. And as you see, if you follow the red arrows, you can see on the left, there is a menhir, so a standing stone. And on the right, there is a dolmen, so there is a structure on the top of which, so some little curves have been carved as a symbol of fertility. Un'altra immagine di questo tempio, visto dalla parte posteriore, ci mostra un angolo della piramide che ha dato come indizio il fatto che nel 3000 fu costruito un primo tempio, il Tempio Rosso, perché era verniciato di rosso, interno, con una camera interna, e poi qualche secolo dopo fu aggiunta questo grande guscio che racchiudeva tutto il monumento, e quindi possiamo dire che si tratta di un tempio rivestito da un altro tempio ancora più grande. We can see in this picture the corner of this basement of this squared temple, and this is a proof of the fact that there was a first temple, so there was an earlier temple, and then a new temple has been built around it. And the first temple was called the Red Temple because its walls were painted with red color, red ochre. And now we can see that, we can clearly actually see that there are two perimeters, one internal and one external, because the first temple has been surrounded and covered by another temple.
Questi nuovi modi di seppellire i defunti ci fanno capire che in Sardegna sono arrivate delle genti che avevano un'idea diversa dai sardi rispetto alle divinità e introducono la presenza maschile, la presenza del guerriero. Quindi alla dea madre, che continua a rimanere la dea principale, si affianca la figura del guerriero, la figura di una divinità maschile. Ecco, queste due figure sembrano che siano rappresentate appunto. Le Domus Dejanas rappresentano il mondo femminile legato alla dea madre e invece i dolmen, che provengono dal nord Europa, ci fanno capire che c'era questa divinità maschile, che poi vedremo nei menhir. So in this period, that we see also the development of the burials. So from craved burials, now we can see dolmens, so built burials. There might have been an influence from other cultures and other people coming from the north of Europe. So they brought with them new architectural techniques and technologies, and a new cult, a warrior cult. So now not only the female, the goddess is worshipped, but also the male, also this masculine force started to be worshipped. And we can see this difference. I mean, we can see the worshipping of two different forces, two different entities, masculine and feminine, represented by both the Domus Dejana, which were the carved hypogeum, and this dolmen that is built on the ground. Sono tombe costruite e non tombe scavate. So they are built on the ground and not carved underground. Eccone un'altra, siamo a Goni e Pranumutedu, in cui compaiono i circoli funerari, quelli che abbiamo visto prima ad Arzachena, abbinati al centro, vedete, a una grande pietra scavata che rappresenta una Domus Dejanas. Questa è proprio l'unione dei due tipi funerari. This archaeological site is very important because in it you can see the development of the burials. So we have the circle grave, and at the center there is a built-up Domus Dejana. So the Domus Dejana hasn't been carved underground, but it's been built. And here you can see the mixture, the fusion of these two new ways of building the tombs. Questa è un'altra immagine della stessa sepoltura. And this is the same burial seen by another point of view. L'ultimo monumento che mostriamo in questa giornata è quello di Monte Baranta di Olmedo, vicino ad Alghero. È un promontorio in cui compare per la prima volta un villaggio diviso in zone. C'è l'area sacra, il villaggio, una grande muraglia di oltre 100 metri che separa appunto il villaggio dalla zona artigianale che si trova all'esterno, perché produce rumori, produce sicuramente scorie, insomma. Così come oggi vogliamo le zone industriali fuori dalla città, anche 4500 anni fa avevamo le zone industriali fuori dal villaggio, e qui abbiamo un'industria di menhir. So in this picture we can see the first settlement, and we can see how they differentiate the area. So there is the village, and then there is the sacred area, the holy place of the village, and there is a little bit outside of it. And then we have a wall, and this wall separates the living part of the village from the working
part, because on the other side of the wall there was they were making menhir. They were carving and they were realizing that the menhirs. And it must have been noisy, that's why they put a wall in between. Ecco, questa è l'area sacra. Vedete, questo muraglione è alto quasi 5 metri, quindi una proporzione gigantesca. E vediamo che cosa queste persone che hanno portato il dolmen in Sardegna aiutano i sardi a realizzare appunto gli ingressi nelle grandi muraglie. Precedentemente avevamo i villaggi, qualche villaggio circondato da una muraglia, però non ci sono aperture. Da quando questi personaggi hanno introdotto in Sardegna il dolmen, che non è altro che la forma rettangolare di un ingresso, in questo momento lo troviamo anche nelle grandi muraglie. Quindi Monte Baranta è l'unione fra questa nuova tecnologia del dolmen e la vecchia sovrapposizione delle pietre che avevamo con i sardi. Okay, so we've seen how people from the north of Europe arrived in Sardinia, and they brought with them the architectonical technique of the dolmen. So we have two vertical stones covered by perpendicular one, horizontal one, an architrave. So this structure, this rectangular structure, as you can see in this picture, has been introduced into the wall. Sardinian people knew how to build walls already, but they couldn't walk through them. They had to basically walk over them. But now, thanks to this technique, brought in Sardinia by the northern communities, northern people, they started to build these entrances in the walls so that they could walk through. And Monte Baranta, which is near Alghero and west of Sardinia, is the first example of the fusion between the walls technique and the dolmen technique. Questa è Monte Baranta visto dall'alto. And this again is another is the same archaeological site seen by another point of view. E queste sono le ceramiche, bellissime ceramiche della cultura Ozieri che troviamo in questi edifici, ed è proprio il periodo in cui siamo entrati nell'età del rame. Lo vediamo da delle forme molto eleganti, colorate, con delle decorazioni particolari, e vedete in basso a sinistra la prima rappresentazione di una danza di personaggi, probabilmente personaggi femminili, che danzano intorno all'anfora. E questo risale a 5.000 anni fa, è la prima espressione del Suballudundu, che è stato appunto inventato in Sardegna. In this slide, we can see the vases that have been found in these archaeological sites, in the last one that we've seen. And as you can see, they are finely decorated. They are very fine ceramic, and it represents the care that these people put into decorating their ceramics. And in the picture on the bottom left, you can see some little figurines, some little human silhouettes, and they are they are in the whole perimeter, diameter of this vase, and it represents Suballudundu. That is the circular dance that is still danced in Sardinia and in other parts of Europe, but it was born in Sardinia, as this vase represents. In fact, this vase
is dated 5,000 years before Christ. Siamo ormai all'alba dell'età del bronzo della civiltà nuragica e ormai in Sardegna vengono praticate tutte le attività di addomesticamento di piante e di animali, come è evidente dalle ceramiche che troviamo. Sono delle comunità molto ricche. Ormai hanno scoperto la tecnologia del rame, hanno scoperto la tecnologia dell'argento, abbiamo le miniere più importanti di argento di tutta Europa e quindi la Sardegna diventa molto ricca in questo periodo. So now we are in the Copper Age, early Copper Age. And together with copper, now Sardinian people are also mining for silver. And Sardinia becomes very rich. In this period, people in Sardinia became very rich because they had all these raw materials and they could exchange and trade with the rest of the Mediterranean, and not only. As we can see from these vases and from these tools, now agriculture has taken place completely, and they are developing new tools for eating and for preserving their food. Le ultime due immagini sono relative a questo nuovo personaggio che viene rappresentato in Sardegna. Siamo nell'età del rame e vediamo che nei menhir vengono incise o scolpite a rilievo delle immagini. Adesso ci trasferiamo a Laconi, dove è evidente questo culto anche della divinità maschile rappresentata dal pugnale nella linea di cintura, diciamo, di questi grandi menhir. Quindi abbiamo una rappresentazione di divinità maschile e di divinità femminile attraverso il menhir. So these are the menhirs. They are now in the Museum of Laconi. Laconi is a village, in the town center. that is exactly kind of in the center of Sardinia. It's a beautiful place. And in this museum, you can see these standing stones, so these menhir. And they testify the cult, both for the feminine and the masculine deity. And you can see at the bottom of this stone, you can see something that looks like a weapon, something like a dagger. And that testifies the masculine force, the masculine deity. E questa è l'ultima immagine. Chiudiamo l'età del rame con gli strumenti che utilizzavano, diciamo, gli ultimi sardi prima della civiltà nuragica. La civiltà nuragica la faremo in un'altra serata e quindi con questa immagine chiudiamo la nostra presentazione. And this is the last image for today's talk, and these are the tools, the weapons and the ornaments that have been used by the Sardinian people just before the Nuragic civilization. We will talk about the Nuragic civilization in another talk. And now we are in the Copper Age, and all the little weapons and tools that you see in this picture are made of copper. Bene, io spero che vi siate divertiti in questo viaggio nel passato. Ringrazio Luana che mi ha aiutato moltissimo nella traduzione. Dalla Sardegna qua vi ringraziamo, io vi vorrei salutare. Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, Thank you for being. We want to say thank you for being with us this hour, and we hope you enjoyed it. You enjoyed this journey through ancient Sardinia. And if anybody has any questions, we are here for you. Anybody want to ask any questions?
Sì, io avrei una domanda. Io ho degli amici australiani che mi chiedono sempre cosa rappresenta la bandiera sarda, la croce rossa con 4 mori, e non ho una risposta esatta da spiegare. Sì, allora la bandiera sarda, allora la croce rossa praticamente è la bandiera di San Giorgio, diciamo il campo bianco con la croce rossa, mentre le quattro teste dei Mori ci sono diverse interpretazioni. Secondo alcuni sono le teste mozzate dei pirati, diciamo, dei saraceni che furono catturati e uccisi durante le loro incursioni piratesche. Secondo altri invece deriva da una bandiera dell'Aragona. Vorrei ricordare che qualche settimana fa su YouTube facemmo una serata come quella di oggi in cui invitai uno studioso di bandiera sarda e ha dedicato un'ora alla spiegazione della bandiera. Lo reperite facilmente su YouTube. Grazie. Riesci, Luana? Shall I translate it? Yeah. Okay, so the question was about the Sardinian flag. Is the one that you see here in the logo here somehow? So the white flag, the white background with a red cross is St. George symbol. In fact, if you think about it, it's the same as England. England has got the same flag, and the four black-headed head people, they could be either the Moros, so the Arabic. They used to be in Sardinia, and they've been kind of and Sardinia was freed by that. So they colonized Sardinia, and then they've been expelled. Or some other people, some other researchers, they think that might be something related to Aragon. It is a region of Spain. And Luigi Nausa, my father, that just recently in his YouTube channel, there was an expert talking about the Sardinian flag. So to find on YouTube, if you are curious and you would like to know more about it. Grazie mille. Any other question? Just a comment. Yeah. Based on what they told us today, it seems that the indigenous people of Sardinia go back at least 60,000 years, which is the equivalent of the indigenous people of Australia. Would that be correct? Capito la domanda? È molto basso il volume, almeno io non l'ho sentito. Io ho parlato a bassa voce perché non volevo disturbare. No, ha detto, allora, la storia della Sardegna, si parla avete parlato di 30.000, 50.000, 60.000 anni fa, all'inizio. Vabbè. Allora, la storia dell'Australia si parla di 60.000, più o meno 60.000 anni fa. Quindi sarebbe qualche legame tra gli aborigeni australiani e il popolo sardo di quell'era là? Allora, Non diciamo legame, che... Non legame nel senso di fratellanza, per carità, perché siamo dall'altra parte della atmosfera, però come cominciamo nella stessa era, più o meno, cioè tra gli aborigeni australiani e il popolo sardo, perché adesso noi non sappiamo, noi qua, non sappiamo se il popolo sardo era uno dei primi popoli non dico in Europa, perché sicuramente il nord Europa avevano i loro popoli, però nel Mediterraneo in particolare forse noi eravamo dei primi. E la domanda che volevo chiedere anche era: quando noi sardi abbiamo cominciato a navigare, o sono venuti prima dei navigatori esteri in Sardegna, o noi abbiamo cominciato cercare di uscire dalla Sardegna?
Allora, diciamo che quando c'è stata la rivoluzione neolitica, quindi intorno al 6000-7000 avanti Cristo, c'è stata una diffusione di questa agricoltura e dell'allevamento degli animali che oggi abbiamo esaminato per quanto riguarda la Sardegna. Quindi io ho visto gli spostamenti dalla Mesopotamia verso la Sardegna, ma nello stesso periodo ci sono stati degli spostamenti verso Oriente, quindi verso la Cina e sicuramente verso il Pacifico. Quindi questi personaggi che erano i primi produttori dell'umanità si sono diffusi su tutto il pianeta, portando delle conoscenze simili. Quindi è possibile che ci siano legami fra gli aborigeni e i sardi, però ambedue partono da un sottostrato precedente che ha diffuso l'agricoltura e l'allevamento, esclusivamente per il fatto che in Mesopotamia ci sono le condizioni climatiche per sviluppare queste tecnologie. È l'unico motivo. Poi si è diffuso in tutto il mondo e l'uomo si è adattato al nuovo clima, quindi ai territori che trovava. Quindi è un legame di diffusione, non c'è un contatto diretto, perlomeno non siamo a conoscenza. Invece per quanto riguarda la navigazione sappiamo che i sardi navigavano almeno da 10.000 anni fa, perché l'ossidiana che è stata trasportata risale appunto a quel periodo, 8.000, 7.000 avanti Cristo, e l'ossidiana veniva trasportata su barche. Shall I go? Okay, so regarding the relations between Australia and Sardinia, these producers that we saw, they started to travel when the climate conditions were became more favorable. Of course, today we examined how they moved west, but of course they also moved east. So they definitely had contact with China, with what is China and the other parts of the hemisphere. Regarding the first journeys of Sardinian people abroad, that happened around 10,000 years ago, because we found Sardinian obsidian that is taken as a sign that Sardinians were already traveling by sea. Naturalmente lasciamo questa registrazione sia sul vostro gruppo, sia sul mio profilo, sia su YouTube, e se c'è qualcuno che vuole fare delle domande scrivendo nei commenti, anche se chiudiamo la trasmissione, io cercherò comunque di rispondere. Thank you. So this live is being recorded, and it will be on YouTube and on Facebook profile. So if you will have any questions, you could write it in the comments, and we will answer back. Okay. On behalf of us, the Queensland Sardinian Coastal Club, our group here, and all the members of our club, io lo dico prima in inglese, poi te lo dico in italiano. I want to thank Luana for saying to be so kind to get up so early this morning and to be with us. And we hope, as I said to you, Dave, we hope to see you down under on the Kangaroo Island in Australia on the future. And I want to thank Dave, Professor Pierluigi Montalbano, for the kind time
to do this conference for us. And again, we like to see in future to prolongate this conversation to reach to the history of today. So, io ringrazio ancora Luigi per la sua disponibilità e per tutto quello che per svegliarci presto stamattina, per essere qua con noi. Noi abbiamo già pranzato, poi dovete fare colazione, però è stata un'esperienza particolare di storia, della preistoria della Sardegna. Certamente ci vorrà un proseguimento, un approfondimento sulla storia nuragica e dopo dei nuraghi, perché vogliamo arrivare. Io stavo parlando con il signore qua riguardo agli egiziani. I nostri stati erano le guardie dei faraoni, perché ci sono nelle scritture egiziane e in più c'è la storia. Adesso Monterama, può darsi che erano loro che fossero dei soldati come guardia del corpo dei faraoni. È tutta una cosa da scoprire per noi, poi forse lo sapete già, però è un approfondimento che ci piacerebbe fare. Quindi, un augurio di un buon proseguimento dalla prossima puntata, augurando di vedervi qua tutti e due, ospiti del nostro. Grazie tante. Un caro saluto dalla Sardegna, un saluto dalla nostra isola meravigliosa. Grazie. Ciao! Buon Natale! Collegati dalla comunità sarda dell'Australia. Ah, you too. Ciao e buona colazione. Grazie. Buon Natale anche a voi.